Buongiorno, benvenuti alla TG Sicilia. Le principali notizie. Palermo, caccia al giovane che sabato notte ha ferito in pieno centro una donna sparandole con un fucile. Spaventato, prima di fuggire le ha chiesto scusa. Convocato dal prefetto Mariani, il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza ha istituito una nuova zona rossa a vigilanza rafforzata. Contro il caro voli sit-in all'aeroporto di Palermo, Confederconsumatori e CGIL, anche i giovani di Nunzi Parti, che non vogliono essere costretti a lasciare la Sicilia per studiare e lavorare, con rincari fino al 900% sugli aerei e la protesta, negato il diritto alla mobilità. Ma con l'eccezione del Sicilia Express sui binari non va meglio. Treni nuovi di zecca fermi nei depositi, sono troppo pesanti per le vecchie rotaie e le ruote si usurano, e poi tratte ferroviarie secondarie chiuse o in manutenzione. È il paradosso delle ferrovie siciliane. Attualità politica, approvata la finanziaria regionale, ora la maggioranza pensa a un rimpasto per superare il prossimo anno e mezzo di legislatura e i tanti mal di pancia emersi tra i deputati durante i lavori per decidere le ripartizioni dei fondi. Grave incendio alla zona industriale di Catania, evacuata la ST Microelectronics. Le fiamme sarebbero divampate da un centro estetico per poi propagarsi ai capannoni circostanti. Ancora non è chiara l'origine. Catania, la cultura può battere le contrapposizioni e l'odio online. Aprono 2 librerie indipendenti, alla guida 35enni con le idee chiare. In tanti raccontano preferiscono incontrarsi e scambiare idee invece di isolarsi sui social. Calcio, il pari di Avellino ha rallentato la corsa del Palermo. Adesso l'obiettivo dei rosanero è chiudere al meglio il 2025. Sabato al Barbera arriverà il Padova per l'ultima gara prima della sosta invernale. Serie C, il Catania raggiunge l'obiettivo e diventa campione d'inverno dopo la vittoria al Massimino per 2-0 con l'Atalanta Under 23. Nel derby siciliano il Siracusa schianta il Trapani. Al De Simone finisce 3-0. Bentrovati. Dunque a Palermo è caccia al giovane che sabato notte ha ferito in pieno centro una donna sparandole con un fucile. È stato convocato dal prefetto Mariani il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza, che ha istituito questa mattina una nuova zona rossa a vigilanza rafforzata. Maglio Viola. Nascerà un'altra area di tutela e controllo delle forze dell'ordine, la quarta a Palermo. Dopo una riunione durata quasi 2 ore, il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica ha deciso di dar vita ad una zona vigilanza rafforzata. Si tratta non proprio di una quarta zona rossa, ma comunque di un'area posta sotto attenzione da parte delle forze dell'ordine. La zona in questione andrà da Piazza Sturzo, sotto Piazza Politeama, fino a tutta l'area dei locali di via Isidoro Lalomia, comprendendo anche Piazza Nascea, a ridosso del quartiere del Borgo Vecchio, teatro della sparatoria di sabato notte. Il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica tornerà a riunirsi per analizzare i dettagli del provvedimento, che verrà subito dopo adottato dal prefetto. Intanto è caccia all'uomo dopo la sparatoria che ha causato il ferimento della giovane donna di 33 anni raggiunta da una rosa di pallini da caccia alla spalla e di 2 altri passanti investiti dalla smart del feritore durante la fuga dal luogo della sparatoria. La polizia ha già identificato il giovane e ricostruito la vicenda. Il colpo sarebbe partito accidentalmente dall'auto parcheggiata. Dopo lo sparo il ragazzo sarebbe sceso dalla vettura per sincerarsi delle condizioni della giovane colpita. Avrebbe chiesto scusa, ma visto il sangue sarebbe stato preso dal panico. Risalito in auto sarebbe fuggito investendo gli altri 2 passanti, che hanno riportato per fortuna solo ferite lievi. Valentina Peonio, la ferita, è ricoverata al Trauma Center di Villa Sofia. Le sue condizioni sono stazionarie. A raggiungerla diverse decine di pallini da caccia dalla spalla alla zona lombare. Non si trova invece il feritore, anche se sono in corso trattative con la famiglia per convincerlo a costituirsi. Il caro voli adesso, che riguarda soprattutto la nostra isola. A Palermo questa mattina sit-in di protesta davanti all'aeroporto per denunciare l'aumento delle tariffe in occasione, come al solito, delle festività natalizie. Marco Gullà.
Anche 600 euro per tornare in Sicilia in occasione delle festività natalizie. Il caro voli incombe e incide sul portafoglio dei tanti siciliani che vogliono tornare nell'isola. Davanti all'aeroporto Falcone Borsellino di Palermo, questa mattina un sit-in di protesta da parte dell'associazione Nunsiparti, insieme a Federconsumatori Sicilia. È impensabile spostarsi nel nord d'Italia sprecando ben 2 giorni per viaggio. Qui non c'è un vero mercato libero e effettivo, bisogna coniugare le esigenze costituzionali di rispetto del mercato libero. Tratte particolari per tornare in Sicilia e risparmiare sul prezzo del biglietto. Fuori misura 500-600 euro o addirittura andare incontro a viaggi che sono di sé. Un ragazzo che conosco ha dovuto affrontare un viaggio da Torino, ha fatto scalo a Budapest e poi è tornato a Catania. È una situazione inaccettabile. Purtroppo ogni anno è così, ma non solo a Natale, anche ci sono altri periodi festivi dove i prezzi vanno alle stelle, a meno che non si compra molto prima. Una situazione che costringe molti giovani immigrati siciliani a fare sacrifici per mesi pur di tornare a casa o addirittura a rinunciare al rientro per mancanza di risorse economiche. È una situazione inaccettabile. E con l'eccezione del treno Sicilia Express, sui binari non è che vada meglio. Treni nuovi di zecca fermi nei depositi perché le ruote si usurano. Adesso sentirete la ragione. Tratte ferroviarie secondarie chiuse o in manutenzione. È il paradosso delle ferrovie della nostra isola. Luca Ciliberti. Convogli fermi nei depositi, soldi spesi, quasi $500 miliardi tra adeguamento delle infrastrutture e nuovi mezzi di trasporto. E il risultato? Un paradosso tutto siciliano che si consuma sui binari delle ferrovie dell'isola. Nel 2023 la Regione impegna €300 milioni per comprare una ventina di nuovi treni, molti dei quali modelli blues per sostituire le vecchie locomotive. I treni arrivano nel 2024, ma sin da subito si registrano alcune criticità, in particolare sull'asse Siracusa-Caltanissetta Centrale e anche Siracusa-Ragusa-Caltanissetta. I nuovi treni accusano problemi di compatibilità con l'infrastruttura esistente. I sistemi rivelano una usura anomala di ruote e binari. Di fatto, i treni sono più pesanti di quanti i binari stessi possano sostenere. I livelli di usura delle ruote motrici vengono testati durante il servizio. Questi margini di criticità sono stati assolutamente studiati. Alcune tratte vengono chiuse, i treni sostituiti con i pullman per garantire comunque il servizio. Il caso arriva in Parlamento nazionale dopo una segnalazione durante la trasmissione Il Punto di qualche settimana fa e raccolta dai parlamentari del Movimento 5 Stelle. RFI e Trenitalia in una nota rispondono che sono intervenuti attraverso interventi tecnici mirati che hanno già prodotto significativi miglioramenti. Ad oggi è stato ripristinato il servizio ferroviario tra Catania Centrale e Caltagirone e tra Siracusa e Ragusa, mentre permane il servizio sostitutivo per i collegamenti Ragusa e Gela e Modica Caltanissetta. Ormai anche i pendolari, che da anni si sono organizzati con movimenti spontanei, sono stanchi di protestare. Nella irredimibile isola dei paradossi, Sciascia diceva: bisogna andare in Sicilia per capire quanto è incredibile l'Italia, in tutti i sensi. Ancora attualità politica, approvata la finanziaria regionale, ora la maggioranza pensa a un rimpasto per superare il prossimo anno e mezzo di legislatura e i tanti mal di pancia emersi tra i deputati durante i lavori per decidere le ripartizioni dei fondi. Per la CGIL la finanziaria rimane comunque pessima perché non dà risposte. Francesco Triolo. Torna a soffiare vento di rimpasto alla regione siciliana. Approvata la finanziaria, il centrodestra deve infatti fare i conti con le liti apparse ormai evidenti dentro la coalizione di governo nelle 2 lunghi notti di trattative. Di rimpasto in realtà si parla ormai da tempo. Sul piatto ci sono i 2 posti vacanti dopo la decisione del governatore Renato Schifani di far fuori gli assessori dell'ADC per effetto dell'inchiesta che ha coinvolto il segretario nazionale di quel partito, Totò Cuffaro. Ma sul piatto c'è anche la richiesta avanzata più volte dagli alleati di chiudere la stagione degli assessori tecnici e dar vita ad una giunta interamente politica. E sotto questo profilo ci sarebbe da sostituire Alessandro Dagnino, avvocato e assessore tecnico all'economia, e Daniela Faraoni, assessore tecnico alla salute, entrambi in carica in quota Forza Italia. Almeno 4 i posti da coprire dunque, anche se il rimpasto potrebbe riguardare anche il cambio di alcune deleghe fra assessori in carica. Insomma, mezza giunta potrebbe essere messa in discussione. Chiede con forza l'azzeramento totale dell'esecutivo invece Cateno De Luca, che ha cambiato passo nel suo sistema di fare opposizione, ma sta dialogando con la
maggioranza è pronto ad un accordo con quel che resta della Democrazia Cristiana. Lanciando Ti amo Sicilia lo ha detto chiaramente che ritiene incolpevoli gli assessori DC. La chiacchiera di corridoio parla della possibilità che nell'esecutivo torni almeno un assessore democristiano, magari sotto una diversa bandiera politica, e possa esserci poi spazio anche per un uomo indicato proprio da De Luca. In casa Forza Italia invece pressa per entrare il deputato nisseno Michele Mancuso. La situazione è ancora da definire e il presidente non sembra intenzionato a dare spazio a un rimpasto adesso, anche se a gennaio, alla ripresa delle ostilità, un vertice di maggioranza e una discussione più ampia potrebbe arrivare prima di qualsiasi altra cosa. A Catania, grave incendio alla zona industriale, evacuata la ST Microelectronics. Le fiamme sarebbero divampate da un centro estetico per poi propagarsi ai capannoni circostanti. Tonino De Mana sul posto. Danni per migliaia e migliaia di euro, 5 aziende coinvolte e 5 squadre dei vigili del fuoco che si alternano da ieri sera, quando un grosso incendio sviluppatosi in questo gruppetto di edifici e capannoni ha fatto scattare anche il piano di evacuazione delle sale di produzione della ST Microelectronics. Momenti di paura e di tensione con le fiamme che, per la presenza di materiale infiammabile di vari tipi, dai materassi di un centro benessere all'idropittura passando per liquidi per l'agricoltura o farmaci per animali, hanno incenerito una vasta area in cui operavano, come detto, ben 5 aziende. Le origini del rogo, sviluppatosi intorno alle 20:30 di ieri, restano ancora da chiarire. Gli inquirenti non escludono alcune ipotesi, da un possibile malfunzionamento legato alle luminarie natalizie o di qualche macchinario ad un gesto doloso. Ricordiamo che nella zona dall'estate ad oggi si tratta del terzo incendio. Sul posto, oltre a vigili del fuoco, forestale e protezione civile, sono stati impegnati polizia e polizia municipale per il controllo della zona e la gestione della viabilità. Le operazioni si sono svolte in condizioni meteo avverse, con la pioggia battente che ha reso ancora più complessa la comprensione delle cause scatenanti. Sarà adesso la magistratura ad occuparsi della vicenda sulla base delle relazioni dei vigili del fuoco. Ancora a Catania, un impegno costante sul territorio in una fitta rete di collaborazione nell'azione di contrasto alla criminalità. Con questo impegno oggi nella caserma del Comando Provinciale di Catania il neocomandante del reparto operativo dei Carabinieri, Davide Occhiogrosso, ha incontrato i giornalisti nello scambio di auguri di Natale. Ascoltiamolo. L'Arma dei Carabinieri è costantemente impegnata, quotidianamente impegnata nelle attività di contrasto alla criminalità diffusa, alla criminalità organizzata, e l'impegno dell'Arma continuerà ad essere massimo in sinergia con le altre forze di polizia, con la Procura della Repubblica. L'augurio del 2026 è quello di continuare anche a collaborare con gli organi di informazione sul territorio per continuare a garantire un'informazione corretta. Passiamo ad altro, ci occupiamo di rifiuti. A Catania è operativo il 6° centro comunale di raccolta. La struttura, affidata a Ecocar, realizzata in un'area di via Forcile. Orari, modalità di conferimento e benefici nel servizio di Tonino De Mana. È l'ultimo, ma non per importanza, centro di raccolta comunale dei rifiuti ad aprire e dal punto di vista geografico consente di colmare una zona finora scoperta, offrendo un servizio strategico non solo ai residenti dell'area sud di Catania, ma anche ai cittadini provenienti da altri quartieri. Dalle 9:30 di questa mattina, affidato ad Ecocar, è operativo il centro comunale di raccolta di via Forcile, nella zona di San Giuseppe l'Arena. I primi ad arrivare sono stati un cittadino che ha scaricato carte plastiche ed un furgone carico di materassi, divani e arredi vari. Lo vedete in queste immagini mentre vengono riversati nello scarrabile. L'importanza di questo centro di raccolta nelle parole di Benedetto Diana, referente Ecocar. I benefici per gli utenti catanesi sono uno di potersi disfare in qualsiasi giornata di apertura di pressoché tutti i rifiuti domestici, perché noi qui non prendiamo solo tipologie tra virgolette un po' fuori dall'usuale, ma anche quelle che normalmente si raccolgono con la raccolta a domicilio, ad eccezione dei rifiuti indifferenziati ovviamente e anche dell'organico, però le altre tipologie si possono portare tutte. Poi il centro nasce principalmente per poter conferire gli ingombranti, per poter conferire mobili di vario genere, batterie, pile, toner, tutto questo tipo di rifiuti qui. E il vantaggio, oltre alla comodità, è anche quello di poter usufruire di uno sgravio sulla Tari che è pari a 7 centesimi al chilo, non sull'intera cifra, non è che diventa gratis, però si può arrivare a uno sconto anche abbastanza importante. Il centro è aperto al pubblico da lunedì a venerdì dalle 9:30 alle 15:30 e il sabato dalle 9 alle 13. Nuovi orari anche per il CCR di Dibrino di Viale Biagio Pecorino, che da oggi si uniforma agli orari di altri centri di raccolta comunali.
Ancora Catania, ma in controtendenza. Aprono quasi contemporaneamente 2 librerie in centro storico. Alla guida 35enni con tanti sogni. Qui si respira, dicono, cultura. Lorena Dolci. Uno ha scelto la luce verde, simbolo del futuro del grande Gatsby. L'altro ha rilevato un'antica libreria destinata a chiudere. Si chiamano Gatsby Books e Antica Galleria Bonfirraro, le 2 librerie indipendenti che hanno aperto i battenti quasi in contemporanea al centro di Catania, invertendo un trend che sembrava inarrestabile. In comune hanno la giovane età, 35 anni, e l'amore per i libri. Le librerie indipendenti sono, diciamo, dei presidi culturali. Alberto porta avanti la tradizione di famiglia, editori da decenni, per creare qui uno spazio dinamico dove i libri dialogano con la musica. Abbiamo tantissimi libri antichi, soprattutto le prime edizioni che vanno dal 500 fino all'800, ma anche al 900. Abbiamo aggiunto, diciamo, le stampe di diversi illustratori nazionali, tra cui anche il nostro Angelo Ruta Modicano. Abbiamo aggiunto anche i vinili, diciamo, usati e pezzi rari. Dai pressi di Piazza Duomo ci spostiamo in via Grotte Bianche. Qui c'era un vecchio panificio chiuso da un decennio. La trasformazione in Gatsby Books è opera di Giuseppe Quattrocchi, che ha ricreato una dimora anni 20 dal gusto anglo-americano. Poi c'è ovviamente la luce verde che non poteva mancare, che simboleggia il sogno ovviamente irraggiungibile di Gatsby. Speriamo che sia raggiungibile, insomma, per questa libreria. Giuseppe è anche autore di copertine grafiche per case editrici nazionali e anima di un blog seguitissimo. I social hanno dato un grande aiuto all'editoria, perché grazie anche al passaparola, però mi sono reso conto che aprendo comunque la libreria molta gente chiede dei luoghi in cui vedersi dal vivo. Mentre le librerie chiudono, sono soppiantate da locali della Movida, questi 2 giovani si trasformano in librai. Ecco i loro consigli. Sicuramente io Casanova di Dammele Su, perché appunto è un'attrice molto valida, è un'attrice italiana. Non posso che consigliare, diciamo, un libro della casa editrice Bonfirraro, Tuccio l'Eterno di Valerio Musumeci, che è il romanzo della vita di Tuccio Musumeci. Mi consigli da farne tesoro. In scena al Teatro Donna Affugata di Ragusa Ibla lo spettacolo Nel Blu, vincitore del premio Ubu 2025, l'Oscar del teatro. Lo spettacolo è un omaggio al grande Mimmo, Domenico Modugno, mister volare, simbolo nel suo tempo e anche oggi di una felicità possibile. Veronica Barbarino. Giunta mezzanotte, si spengono i rumori, si spegne anche l'insegna di quell'ultimo caffè. Era un'Italia in bianco e nero, con la televisione in legno di radica, un solo canale e le famiglie riunite in silenzio davanti allo schermo. Un'Italia che all'improvviso scoprì di poter volare attraverso la voce di Domenico Modugno. Svegli e caga, quando cammina, fate cantare. Quell'Italia è tornata a vivere sul palco del Teatro Donna Affugata di Ragusa Ibla con Nel Blu, omaggio teatrale al cantautore pugliese costruito sui racconti intimi della compagna siciliana Franca Gandolfi. Ho scoperto un Modugno nascosto, Modugno che era riservato solo all'intimità familiare, e ho scoperto che è una storia che quasi nessuno conosce, a partire dal fatto che mezza Italia pensa ancora che Domenico Modugno sia siciliano, e non è così. Partito con la sua valigia di cartone dal sud Italia per Torino in cerca di fortuna, Modugno divenne con la sua musica il simbolo di una felicità possibile. Niente, ho visto questa targa Torino, fammi salire, ti do 1000 lire. In scena parole, note vibranti di malinconia e speranza di un tempo lontano che arrivano oggi per ricordarci che sognare non è evasione, ma una profonda necessità. Grande, indimenticabile. Ci fermiamo per pochissimo, tra poco il calcio con le riflessioni in casa Palermo per il mancato poker di vittorie e la felicità Catania che ha chiuso il girone di andata e è in testa. State con noi, vi aspetto. Calcio, pensieri e riflessioni per il Palermo dopo il pareggio di Avellino, quel che poteva essere che invece non è stato. Rosanero che adesso si preparano ad affrontare l'ultima partita dell'anno. Marco Gullà.
Il pari di Avellino ha rallentato la corsa del Palermo. Per seguire la scia delle prime della classe occorreva una vittoria che al Partenio è stata sfiorata, ma non è arrivata. L'ingenuità di Diachité con l'espulsione ha gasato l'Avellino, che ha poi trovato il pari nel finale. Adesso l'obiettivo dei siciliani è quello di chiudere al meglio il 2025. Sabato al Barbera arriverà il Padova per l'ultima gara prima della sosta invernale. Ormai bisogna portare a casa questo punto, è inutile pensare a quello che potevamo fare meglio. Diamo continuità ai risultati, è chiaro che prima partita avremmo voluto vincerla, però adesso è fondamentale chiudere sabato davanti al nostro pubblico con un'altra vittoria. Al Partenio è arrivato il primo gol di Filippo Ranocchia, tornato ai livelli di 2 anni fa. Purtroppo siamo tutti molto rammaricati per questi 2 punti che non siamo riusciti a portare a casa, però come ho detto prima ci teniamo la reazione e soprattutto il secondo tempo, perché è stato sicuramente un buon secondo tempo rispetto al primo. Al Barbera sabato il Palermo saluterà un anno ondivago. A gennaio poi focus sul mercato con Brunori ormai in uscita. La vittoria di ieri alla Massimino, il Catania ha chiuso il 2025 in vetta insieme al Benevento. Buona prova dei rossazzurri contro i giovani dell'Atalanta. Sergio Colosi. Benevento chiama, Catania risponde. Pioggia e Atalanta Under 23 non fermano la corsa della squadra di Toscano, che torna a vincere con merito ed è campione d'inverno insieme ai campani. Un testa a testa Salernitana e Cosenza permettendo, che troverà una sentenza nel girone di ritorno. Catania brillante contro un avversario spavaldo con qualità, nel contesto di una gara bella ricca di emozioni, parate e colpi di scena come i 2 legni rossazzurri. Lunetta si conferma fattore determinante. Da un suo inserimento nasce rigore trasformato dall'ex di giornata Caleb Jimenez. Il talento milanese, più ispirato del solito, firma il raddoppio nella ripresa scoprendo qualità da opportunista. La doppietta rilancia il tema del suo futuro. L'appuntamento è rimandato ovviamente dopo le feste, siccome ci godiamo le feste in famiglia e poi si ritorna a fare sul serio. Il dato che passa alla storia è che questo Catania al Massimino nel girone d'andata non ha mai preso gol. La striscia positiva prosegue anche nella domenica in cui manca per squalifica il perno centrale di Gennaro, ma in panchina c'è un'altra squadra di titolari, vera forza di un Catania in piena corsa per la B. Siracusa travolgente, gli azzurri dominano e annientano il Trapani nel derby 3-0 con doppietta di Contini e rete di Ba. Marco Petrolito. Gara a senso unico al De Simone, dove il Siracusa torna a sorridere conquistando con una prova autoritaria l'attesissimo derby contro il Trapani. 3-0 il risultato finale di un match rabbioso e dominato dagli azzurri dall'inizio alla fine. Aretusei che partono forte e mettono subito alle corde i Granata, costretti sulla difensiva sin dai primissimi minuti di gioco. Dopo una clamorosa traversa colpita all'8° da Perigini, il vantaggio arriva 2 minuti più tardi con Contini, che è bravo a controllare e a finalizzare un'azione corale ben rifinita da Limonelli. Il Trapani prova a rispondere al 13° con un colpo di testa di Grandolfo parato da Farroni, ma il Siracusa continua a spingere e sfiora più volte il raddoppio, che arriva puntuale allo scadere del primo tempo. Parigini semina il panico sulla sinistra, serve Ba ed il centrocampista senegalese, uno dei migliori in campo, supera Galeotti con un elegante tocco sotto per la rete del 2-0. Nella ripresa non cambia il copione, gli azzurri mantengono alta la pressione e al 55° chiudono definitivamente le ostilità con Contini, rapidissimo a sfruttare il dialogo tra Ba e Limonelli e a trafiggere con una botta sotto l'incrocio l'incolpevole Galeotti. Il Trapani non riesce più a reagire, mentre il Siracusa sfiora il poker, prima al 75° con Molina di testa, poi con Puzzone e al minuto 80 con Candiano. Al triplice fischio finale, la delusione dei tifosi azzurri legata ai mancati pagamenti societari della settimana scorsa, che potrebbero portare anche ad una penalizzazione, si trasforma così in festa. Davanti a 3.300 spettatori, infatti, nonostante la pioggia battente, il Siracusa ritrova il successo e la fiducia necessaria per continuare a lottare per la salvezza. Noi ci fermiamo qui, grazie per averci seguito, l'appuntamento è per le 20, buon pomeriggio.